Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì dalle 19:30 puntuali alle 20:30 con il sindaco risponde vedete. Per partecipare potete chiamare allo 049 80 77753, per i messaggi al 345 334 1171, per l'email sindaco risponde @tv7.com al gruppo tv7.com e quindi salutiamo Sindaco, buonasera, buonasera a tutti grazie voi. Sindaco. Come va Sindaco? Bene. Questo momento difficilissimo. Un momento difficile, però ogni tanto c'è buona notizia, il prezzo del gas si sta abbassando, è arrivato al livello di maggio dell'anno scorso, per cui... Però le faccio un'osservazione, perché oggi abbiamo fatto un servizio che va in onda poi nel telegiornale, che il prezzo è abbassato, ma verrà abbassato anche a chi ne usufruisce, perché ci sono sempre quei giochetti che non si riescono mai a capire. Lei ne segue? Non ho capito. Cioè il prezzo del gas si è abbassato. Il mercato del gas. Nel mercato, quindi si abbasserà anche si a chi lo abbasserà usa. di conseguenza, Perché però quello che è stato, ovviamente. Quello che è stato, però si abbasserà. Sì. Però succede, vede, che anche la benzina, si vede che cala il petrolio, però poi la benzina addirittura aumenta e quindi il gasolio aumenta. Sono delle cose che sono incomprensibili, allora... C'è il mercato, c'è un po' di speculazione nel mercato, che dobbiamo capire un attimo come viene condiviso, però è già una buona notizia sapere che scendendo il prezzo del gas vuol dire, ad esempio, il Comune aveva necessità economiche sui 21 milioni di euro, vuol dire che si abbassa ulteriormente, questa è una cosa positiva. Temperatura è ancora buona, però c'è un altro problema, siccità nei campi, per cui ogni cosa va da una parte e va male da quell'altra. Però già il prezzo del gas che si è abbassato è una cosa positiva. Le è capitato un bel periodo di fare il sindaco, detto questo inciso. Senta, la prima domanda gliela devo fare perché credo sia anche corretto fargliela. È cambiato il governo, lei prima aveva un bel rapporto col governo precedente, con Draghi e con tant'altro, è cambiato il governo, ci sono 3 ministri veneti, il presidente della Camera Veneto, ecco il rapporto della città di Padova, dell'amministrazione di Padova con il nuovo governo, come vede lei il nuovo governo? Io faccio il tifo per l'Italia, di conseguenza io spero che il governo vada bene, sarebbe proprio innaturale dire spero che vada, ma assolutamente il governo deve andare bene per l'Italia, per il nostro paese, per la nostra regione, per la nostra città, non vedo problemi, assolutamente. Di conseguenza è un momento difficile anche per loro, molto difficile per il governo, però insomma, io penso che farà bene, devo pensare che faccia bene per il nostro paese. No, anche perché credo che l'amministrazione qui a Padova dovrebbero arrivare dei soldi, appunto, anche come diceva la puntata precedente. Questi sono già definiti, sono già finanziati. No, diceva che il comune ha deficit di 25 milioni di euro, giusto, avrebbe bisogno nel bilancio preventivo. No, questa è un'altra cosa, questa è la spesa corrente. Sì. Allora, però quando riguarda... mi scusi se interrompo, diceva l'altra volta che dovrà chiedere aiuto al governo. Sì, per quanto riguarda il finanziamento del PNRR, per cui questi il tram o piuttosto che la cella, qualsiasi altra cosa è già finanziata. Manca soldi per la spesa corrente. Ho detto prima, anziché essere 25, forse sono 21, 20, perché è diminuito il prezzo del gas. Questo è spesa corrente, vuol dire illuminazione, personale, e quindi scuole. Dovrà chiederlo al governo come tutti i sindaci. Mi auguro, spero, veramente saremo noi, non comuni di Padova, tutti i comuni. Impossibile chiudere il bilancio per il prossimo anno, non per questo in corso. Il prossimo anno abbiamo difficoltà, avremo difficoltà. Se cade ancora il prezzo del gas andremo meglio, però risorse economiche servono. Oggi non siamo in grado di chiudere il bilancio per il prossimo anno, il bilancio preventivo, aspettiamo risorse. So che c'è un piccolo tesoretto di 10 miliardi di euro, ma penso siano pochissimi, serve una manovra importante, ovviamente non sta a me fare queste cose, ma penso serve 50-60 miliardi di euro per abbassare il prezzo. Questo una settimana fa, tra 10 giorni si abbassa ancora il prezzo del gas, ma serve a 40, però un aiuto serve di sicuro. Serve comunque. E oltre a Padova, lei è anche il presidente della provincia, quindi è presidente di un territorio che ha quasi 1 milione di abitanti. Certo. Loro hanno un problema. Noi o loro, adesso faccio il ruolo, la provincia ha scuole, per cui l'illuminazione delle scuole ha meno necessità quanto prima. I comuni sono autonomi ovviamente per quanto riguarda l'energia elettrica, ma
loro hanno solo le scuole come pubblico, per cui hanno meno necessità, però anche loro hanno qualche problema. Meno dei comuni, meno dei comuni, non del comune. Ecco, però le faccio una domanda, Sindaco. Per quanto riguarda lei, Presidente della provincia, e Padova ha 102 comuni nella provincia, ogni sindaco gestisce ovviamente il proprio comune e quando hanno bisogno devono andare alla provincia a chiedere come funziona, oppure anche loro vanno direttamente a Roma, cioè come funziona il meccanismo? Beh, cioè, per esempio, per farlo capire ai telespettatori, Padova diceva prima ha bisogno di 20 milioni di euro per le spese correnti. Anche loro chiederanno per quanto riguarda le risorse. Ma lo chiedono alla provincia e la provincia chiederà allo Stato? Al governo. Direttamente al governo? Certamente, come per quanto riguarda il PNRR, chiedono al governo. Ovviamente anche loro, la provincia ha vinto dei bandi per quanto riguarda il PNRR. Queste sono risorse per le scuole. Le scuole certo. Ovviamente sono pubbliche, dipendono dalla provincia. Per quanto riguarda spesa corrente, se il comune ha un problema deve chiedere risorse a Roma. Sì, no, pensavo che dovesse passare per la provincia. Assolutamente no. Vanno direttamente anche loro come fa il comune di Padova. Va bene. Allora, c'è il nuovo amministratore delegato di Bus Italia che ovviamente nei primi obiettivi è assumere personale e più sicurezza all'interno, visto quello che è successo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Anzi, com'è la situazione? Venerdì scorso è stato presentato ufficialmente un nuovo amministratore delegato, Gino Colella. Devo dire che l'impatto è stato molto buono per quanto mi riguarda, persona che ha esperienza, che ha voglia di collaborare, anche prima c'era. Però ricordo che Bus Italia ha avuto dei grossi problemi per quanto riguarda il Covid, per cui sono stati 2 anni e mezzo difficilissimi in cui non avevo ricavi. Per quanto riguarda il manciare passeggeri, ha avuto perdite importanti. Il principale socio è le Ferrovie dello Stato, che ovviamente è un socio molto importante dotato di risorse. Hanno presentato un piano a termini di tempo veloce, per cui c'è stato qua il problema del taglio di corse per quanto riguarda l'extraurbano. Questo non sarà più fatto nessun taglio. Ma per Bus Italia è compreso anche il tram, quindi? Tutto quanto, i trasporti pubblici. Le faccio una domanda. No, finisco questo, se no faccio una conclusione. Ma era sempre inerente, prego. Porti pazienza, se no andiamo. Perfetto. Per cui sono contento delle iniziative che hanno preso a breve. Uno, non saranno tagliate corse per l'extraurbano, saranno assunti 20 autisti entro l'anno, 40-50 entro l'estate prossima. E sarà rimodulato un attimo la patente per i lavoratori, per cui abbastanza soddisfatto. Adesso deve tramutarsi i desideri in un impegno, ma sono convinto che c'è una buona collaborazione con Bus Italia. È chiaro che sono un momento difficile, per me è importante avere i risultati del trasporto, importantissimo, altrimenti il traffico diventa ingestibile, per cui c'è da fare il tifo perché funzioni bene, sia il rapporto con la provincia che col comune è positivo. Prego. No, era inerente a questo, perché, le spiego, prima diceva che ovviamente il tram e il bus sono in passivo, giusto, il trasporto pubblico è in passivo. Io vedo, molto probabilmente vedrà anche lei, una domanda, una curiosità mia, tutti i giorni quando passo per città, passo spesso, vedo il tram sempre strapieno di gente. Come può essere in passivo quando vedo molta gente che sale ugualmente? Cioè, c'è qualcosa che non quadra, è pieno però è in passivo il tram. Il tram e la cella funziona molto bene. Funziona molto bene, ricordo che la cella ha qualcosa come più o meno oltre 40.000 abitanti. Perché è passivo il tram allora? Ma è passivo il totale dei trasporti, non il tram della cella. Bus Italia è in passivo come gestione. Sì, però si diceva che anche il tram, non solo la cella, tutto il tratto del tram era in passivo perché ovviamente non copriva le spese. No, non è il problema del trasporto pubblico è in passivo. Il trasporto pubblico è finanziato circa 40% da incasso, dal 60% dalla regione che fa tramite il governo. Non funziona. In questo periodo mancava proprio l'incasso totale dei biglietti, per cui è stato disastroso sotto l'aspetto risultati economici. Chiaro che adesso Bus Italia deve riprendersi, deve essere finanziato nuovamente. E sono positivo, insomma. Se invece per quanto le assunzioni, insomma, non c'è più la crisi della settimana scorsa, che non c'erano gli autobus che per prendere i ragazzi per portarli a scuola e via discorrendo per mancanza di autisti. Io
sono state tagliate delle corse su extraurbano. È chiaro che quando viene tagliata la corsa sull'extraurbano, ad esempio tagliano su Teolo, faccio un esempio banale, è chiaro che il ragazzo deve andare a scuola, manca l'auto, non va a scuola. Per cui è stato concordato con Bussi Italia che l'extraurbano non viene mai toccato. Magari fa qualche sacrificio, lo faremo sotto l'aspetto urbano, si nota meno, ovviamente è sempre delicata. Però si sono impegnati, ripeto, a assumere 20 persone entro l'anno, ne hanno assunto 87 quest'anno, altro che è difficile perché è un lavoro di responsabilità. Adesso non voglio farmi affari altri, non vengo pagato moltissimo e capisco che c'è un contratto nazionale, per cui molte persone scelgono anche altri lavori, per cui magari c'è un esodo più veloce, ci sono altri problemi. Però alla fine penso che di questo problema dei trasporti pubblici ne verremo a capo, sia con nuove linee di tram, che anche loro sono positivi in questo senso. Vi ricordo che le nuove linee di tram porteranno qualcosa come 20 milioni di persone, per cui il trasporto sarà finalizzato a queste 3 linee di tram, più il trasporto ovviamente con mezzi elettrici che arriveranno entro un anno, perché dovrebbe arrivare prima, però c'è talmente tante richieste di mezzi elettrici che ovviamente è stato posticipato da parte del fornitore così. Però tra un anno e mezzo, penso massimo, arriveranno circa 90 autobus nuovi elettrici che saranno destinati quasi tutti al centro. Cambiamo argomento, dove anche l'amministrazione qui ha subito delle critiche e magari se vuole spiegare bene, mi riferisco a Auto e Moto d'Epoca che domenica ha chiuso i battenti, si trasferirà l'anno prossimo a Bologna, è un indotto stratosferico perché era bloccata mezza Padova, ristoranti pieni. Cosa è successo lì, Sindaco? Allora, questa iniziativa è stata portata avanti da Mario Baccaglini, che devo ringraziare anche per apporto, come logica organizzativa. È vero che il manifestazione era il 50% di Paolo Hall, della fiera, il 50% di Mario Baccaglini. Però chi aveva il testimone, ovviamente chi ha il know-how, il rapporto, Mario Baccaglini, ha bisogno di più spazio. Ogni anno c'è una discussione perché ha bisogno di più spazio, perché la fiera sta andando bene, molto bene, anche questo ultimo anno è andata benissimo. Più spazio non l'abbiamo, per cui ho torto collo, ho dovuto cedere la manifestazione sia noi che lui, non c'è stato 50-50 a Bologna. Certo che dispiace, ma non c'è l'alternativa, più spazio. Pensate, l'unica fiera che occupava tutto, l'unica manifestazione che occupava tutta la fiera era solo questa. Le altre manifestazioni sono cambiate, è cambiata la fiera praticamente. La logica delle fiere è cambiata in maniera incredibile. Per questo abbiamo fatto un programma che è stato presentato sia in Consiglio Comunale in maniera informale sia a tutti i sindaci, un piano strategico diverso dall'attuale. Per cui è stato presentato un progetto in cui sarà fatto un albergo, spero sarà fatto l'area musicale, sarà fatto il centro per quanto riguarda gli sport elettronici, cambierà completamente la fiera. Ma con questo vuol dire che rimangono ancora le fiere, però non rimangono più fiere. Se vi ricordate, una volta c'era la fiera campionaria. Prego? La fiera campionaria. Fiera campionaria, ma è diventata un'altra cosa, piuttosto che Folmart, è cambiato il mondo con il Covid. Con l'Inter è cambiato il mondo, di conseguenza bisogna adeguarsi ai nuovi tempi. Sono convinto che il Consiglio di amministrazione ha fatto un ottimo programma strategico che sarà realizzato in 3 anni e sono soddisfatto. È chiaro che anche a me dispiace che sia andato via Automoto Tarpenzo, sono andato anche a vedermi da solo domenica mattina perché mi piace proprio. Purtroppo non è più possibile, non è possibile aumentare gli spazi. Perché sono gli spazi. Per aumentare gli spazi voleva dire, ovviamente, visto che la fiera non vuol funziona. dire fare investimenti, ma per 3 giorni? Esatto, non aveva senso. No, è possibile. Perfetto, io pensavo invece che si fosse trasferito, molti pensavano, sotto l'aspetto economico, dove Bologna gli offriva di più sotto l'aspetto economico, più che di spazi. No, non è questo il problema. Bisogna di spazi. Se pensate, anche di fronte alla fiera, chiuso per dare più spazi, proprio la strada chiusa con esposizioni di auto, proprio mancare di spazi. Peccato. Ha avuto successo anche quest'anno, ha avuto successo, però devo dire che Mario Baccaglini, che è stato l'ideatore e promotore qui, ha portato avanti questa fiera, è stato bravo, perché veramente. Però è nata un'altra idea nuova, in collaborazione con le associazioni, con l'ACI,
vale molto in questo periodo il restauro delle auto, per cui stiamo pensando, dato che abbiamo contaminato questo periodo, come logica è una fiera europea adesso, per cui vede molto, sanno che in questo periodo c'è la fiera di Padova. Stiamo pensando proprio con l'aiuto della Camera di Commercio, delle associazioni, della fiera stessa, di fare una manifestazione di restauro. Se avete restauro auto, abbiamo tantissimi artigiani in provincia che proprio sono quei cosiddetti battilamiera, che sono degli artigiani specializzati, per cui vuol dire pensare di mettere a frutto quello che è stato il passato su altre logiche, restauro auto. È una cosa che a me affascina. Marco Vassecchi, direttore generale della fiera, sta portando avanti il progetto e penso andremo avanti. E il prossimo anno non sarà ovviamente l'affluenza che abbiamo adesso, però può crescere anche questa. Senta, ormai sono 5-6 anni che ne parliamo e anche i giornali ne parlano tutti i giorni, c'è chi interviene per dire la sua sotto l'aspetto dei Verdi, sì, capito, mi riferisco alla Prandina. Cosa succederà? Perché qualcuno dice, anche oggi ho sentito un articolo sul giornale, che i prezzi sono alla pari degli altri parcheggi, che ci vanno poche macchine, quindi qualcuno dalla parte opposta dice quindi non c'è necessità di fare un parcheggio, facciamo verde, c'è qualche altro che dice facciamo interrato. Il vero dato di fatto, il sindaco Giordani, è che lì ne parliamo da 6 anni e mi sembra la storia in dialetto veneto del suo intento, che nessuno decide cosa fare veramente. Però voglio ricordare che prima siamo riusciti a acquisire quell'area, 20 anni, 25 anni acquisiremo la Prandina, noi siamo riusciti a acquisirla, e dove c'erano i terreni per il permuto col demanio, sarà costruita via Anelli la questura, in cui tra poco sarà il bando europeo per costruire la questura. La Prandina è un oggetto prezioso che va gestito con cautela. Mi spiego meglio. Primo, dobbiamo trovare l'accordo sulla sovrintendenza, un'area protetta. Secondo, sarà fatto sicuramente il parco bello, verde, ma sarà anche fatto il parcheggio. Ho sempre detto, no, la logica è fare questo. Vi ricordo che a breve vincerà qualcuno, non mi ricordo più se è stato ufficializzato o no, onestamente, la gara per quanto riguarda il tram che va di Gonza a Rubano. Bisogna concertare con loro in termini progettuali cosa fare. Il tram passerà al percorso Milano, di conseguenza bisogna concertare il passaggio dove passerà il tram. Se passerà il tram vuol dire che delle linee di parcheggio non ce ne saranno più, di conseguenza bisogna aprire la Prandina ulteriormente, bisogna cambiare la circolazione per quanto riguarda, perché il desiderio di fare il parco delle mura, perché sarà fatto veramente, fare fretta in questo caso qua non serve. Ma non è fretta, sono 6 anni che ne discutiamo. No, 3. Prima è stata acquistata, fatta per 3 anni fa, adesso è stato progettuale, però l'abbiamo, è come quando le critiche sono su tutto, però abbiamo acquisito una cosa importante e sono convinto che la sistemeremo. L'acquisizione è una cosa importante, sì, solo che lei vede, lei lo vede. La logica, a me piace molto, l'ho detto tante volte, sistemare la Prandina in maniera efficiente, il che non vuol dire non fare verde, ma non vuol dire neanche non fare parcheggio. Sono sempre affascinato a Piazza Insurrezione, in continuazione. La volontà è cercare di sistemare Piazza Insurrezione, sistemare in maniera, vedere un parcheggio non penso non sia bello per nessuno. Nel contempo, con l'associazione di categoria Lasco, stiamo pensando a cosa fare per quanto riguarda Galleria Borromeo. Galleria Borromeo non è molto utilizzata rispetto a quello che si pensava, se vi ricordate, anni fa. Che era il centro del lusso. Bisogna riutilizzare in maniera positiva. E secondo me ho fatto un bel progetto. Camera di Commercio a piano terra viene rivalutato anche questo sotto l'aspetto, cosa verrà fatto sotto l'aspetto del taglio. Spero che il Palazzo Limps sia fatto un albergo, perché è un progetto completo. Purtroppo i tempi non sono mai veloci per fare queste cose qua. Io mi illudevo spesso volentieri di fare tempo a fare velocemente le cose, non è così. Però sono convinto che nel giro di qualche mese faremo un piano definitivo per quanto riguarda Prandina, Piazza Insurrezione, un paio di mesi, Milano. Faccio il nodo al fazzoletto. Prego? Faccio il nodo al fazzoletto un paio di mesi. Può fare anche 2, nodi al fazzoletto 3, a me interessa fare cose, non mi interessa fare pubblicità. Nel senso,
le cose non sono facili da fare. No, ma io, Sindaco, anche problemi di investimenti, non è che sia facile fare queste cose. Conoscendola, so benissimo che lei è uno che vorrebbe fare le cose domani, e la burocrazia impedisce anche questo. È che la tematica della Pradina mi sembra che sia davvero una storia lunga. Leggevo proprio oggi appunto sui giornali di nuovo polemiche, uno la vuole così e uno la vuole colà, e uno c'è normale, insomma, decidete o la chiudete o fate qualcosa. Ma che chiudete che? No, quello che leggevo, non lei. Qualcuno nei social ha scritto: se andiamo avanti con questa storia è sì e no e no e sì, allora chiudetela. Era una provocazione, ovviamente. Siamo andati avanti 25 anni a dire come si fa a acquistarla, come si fa, è stato fatto. Adesso sarà fatto parcheggio, un parco, perché all'interno sono 2 edifici protetti, col vincolo, sovrintendenza. Va bene. Per Natale quindi i prezzi rimarranno questi? No, non ho detto questo, ho detto che sarà breve, ho fatto un piano. No, ho chiesto io, per Natale le chiedevo, la Pradina rimarrà in essere, cioè €1,40 all'ora, cioè come certo. le tariffe non viene diminuita, oppure come anni fa gratuita, no, rimane €1,40, giusto? Adesso vediamo com'è la faccenda, non ho minima idea cosa sarà fatto a Natale. Non credo sarà diminuito il prezzo. Nel contempo però stiamo aprendo Ponciapelli e i 2 parcheggi interrati al Lago Europa. Aumentiamo di 100-120 posti auto anche lì. C'è anche il desiderio, oggi ho parlato con l'assessore Aragona, di abbassare il prezzo per rendere più fruibile No, non sa, poi andiamo in pubblicità, cambiamo tema, perché un ragionamento, siccome la Pradina era scritto sempre oggi, che ovviamente ha detto che €1,40 non si riempie, ci vanno 50 macchine, no? Io vorrei provare a mettere €1, vedere quante ce ne vanno davvero. Non cambia nulla. Sono convinto che non cambia assolutamente niente, è l'accesso che ne è difficoltoso, sono convinto di questo. Però quando era gratuito, abbiamo tecnici che fanno questo lavoro, non voglio fare il fenomeno io, abbiamo tecnici che stanno studiando il problema da un po' di tempo e come risolverlo. No, ma quando era gratuita era sempre piena, però. Per forza, anche chi lavorava, metteva la macchina, andava a lavoro. Gli abitanti di Corso Milano. Gli abitanti e via dicendo. Adesso ne uscirà un progetto positivo. Andiamo in pubblicità, poi tantissime altre domande al Sindaco, rimanete con noi tra poco.